Julian. Albanese, vero? Sì. Albanese fa così, anni 90. C'era ancora Berlusconi. Ma invece, ragazzi, un albanese, capito? Pazzesco! Ve le ricordate le canotte, le tute da ginnastica, i cerchioni delle Mercedes? E tu te li ricordi? Credo che la cittadinanza sia già dentro di te, quindi per me è no. Lo sai qual è il problema, Julian? Non ci siamo. Io dentro di te non vedo la tragedia. Dove sono le risse fuori dalle discoteche, i furti negli appartamenti? Ma Julian, dov'è l'immigrato? Tu non ce l'hai l'immigrato, per me è no. Julian, sei overqualified. Secondo me dovresti lavorare sul congiuntivo. Eliminalo. Ci vediamo il prossimo anno, per me no. Ok, posso dire che mi ricordi l'idolo delle ragazzine, il ballerino Cledi, Katie. E dunque, I love you, per me sì. Grazie lo stesso, volevo solo dirvi che ci ho provato a far rissa fuori dalle discoteche. Ciao Julian. Ciao Julian. Julian, overqualified, stai zitto, capito? Ma crediamo in te. Immigrants Got Talent, crede in te. Vincesco dalla Romania. Tu vuoi una casa? Facci vedere se te la meriti. Tu non parla così com'è. Io spacco bottiglia e ammazzo famiglia. Grande Vincesco! Scusa, tu hai detto famiglia col GL. Tu sei italiano. Amico, Vukumbra, amico, eh? Amico, Cesco, amico. non eri rumeno? Io ti amavo, mi hai tradito. Ma perché sei qui? Perché mi sono rotto i coglioni, perché mi pago il mutuo e sti qua che vai a casa e 4.000 euro al mese, perché mi rotto i coglioni dentro dei cuoio. Per me sì. Sai, tu sei qui per la categoria Refugees. Hai 10 secondi per dimostrarci che non sei un terrorista. Io sono qui per chiedere lo status di rifugiato di guerra. Io sto scappando dal terrorismo. Ma sai una cosa? Io adoro la Libia, ma soprattutto vado piotto della vostra cucina. E infatti vi confesso che prima di venire qui mi sono mangiato un bel kebab. Per cui è dal profondo di me stesso davvero che ti dico che ti credo. Per te è un sì. Said, tutti noi scappiamo da qualcosa. Aspetta. Sta di fatto che non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. Per me no. Mi dispiace. Alessia, non sai cogliere l'immigrant factor. Sì. Ecco, cioè non è che perché loro non ci accolgono a casa loro, noi non li accogliamo. Sì, tutta la vita sì. E quest'estate, Sharm. Giusto, aiutiamoli a casa loro. Ma la nuova casa di Said è l'Italia. Said, benvenuto tra noi. Sei un vero refugee. Lavora Said. Però anche tu sei sempre negativa. Di quell'altro mi fa passare tutto. Non siamo mica qua per fare beneficenza. No, ho capito io, però non è che possiamo far arrivare tutti, però entrare tutti, ma Ma questo era innegabile. questo era veramente, cioè si vedeva la guerra in faccia. Esplosivo, cioè Che vedere barbaro le gente. questo, Sì, sto qui sicuro. Oh, a vendere Fuori le dagli robe. studi. Esatto, anche il kebabaro che fuori dagli studi tra l'altro la faccia alla guerra. Sì, ma tra l'altro cerco un Da commesso. Siria un pochino. Salsa così, no? piccante? Salsa piccante. Niente cipolla. Anche lo yogurt. Certo. Lo yogurt. Sai, di limone. Se ti fai mettere le patatine dentro.